c'è questo straordinario, magnifico paesaggio veneto. Viste le presenze, viste le piazze come erano riempite, sicuramente Treviso ha dato un qualcosa in più. Nulla a togliere all'impegno che hanno fatto i trentini a portare il meglio di loro. Nessuna competizione, nessuna rivalità tra Trento e Treviso, ma resta l'orgoglio per la Marca di vedere imbattuto il record della Dunata del Piave 2017, nonostante il successo di presenze dello scorso fine settimana. Ma l'appuntamento di Treviso sembra aver dato qualcosa in più. L'unione delle 4 sezioni, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Conegliano, Senigallia e Treviso, aver organizzato la Dunata del Piave è stata una Dunata simbolo per tutta quanta l'alpinità. Certo, un record l'appuntamento di Trento l'ha raggiunto, aver ospitato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Era da 21 anni che ad una Dunata degli Alpini mancava il Presidente della Repubblica. All'ultimo momento la conferma. Mattarella era presente sul palco delle autorità insieme al Ministro Pinotti e al Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il capo dello Stato era ventilato, all'ultimo momento si è aggiunto anche la seconda carica dello Stato e questo ci ha fatto un segnale fortissimo, vero? Sì, ci ha fatto immenso piacere. Nel cuore degli organizzatori rimane il successo della Dunata di Trento, la festa e la gioia che gli alpini hanno portato in città, che hanno cancellato gli atti vandalici e le scritte offensive della vigilia. Sono manifestazioni di imbecillità, è chiaro questo, no? A cui però direi non dobbiamo dare neanche troppa importanza o enfatizzarle, perché daremo solo soddisfazione a quei pochi, ecco, a quelle poche teste calde che hanno magari interesse a fomentare, ecco, gli animi pacifici, direi.